Il circuito ZTL Network nasce nel 2017 con l'obiettivo di dare una risposta alle esigenze di mobilità dei cittadini con disabilità. Oggi il Comune rilascia i pass blu o contrassegno disabili e nella migliore di ipotesi queste informazioni sono conservate e gestite in un foglio di calcolo. Ciò rende praticamente impossibile la condivisione di queste informazioni con le altre amministrazioni, con la polizia locale per cui queste informazioni sono fondamentali per evitare di emettere una sanzione. Ma cosa succedeva prima della realizzazione del nostro network? Il cittadino doveva in qualche modo accertarsi se il passaggio a un determinato comune se nel passaggio di un determinato comune fosse presente un'area ZTL Network. In caso positivo doveva in qualche modo poi comunicare questo passaggio preventivo, ad esempio collegandoci al sito e cercare, operazione non sempre facile, cercare appunto il numero di telefono, una mail o un fax a cui comunicare questo transito. Oggi invece con l'avvento del nostro circuito le cose cambiano. È una piccola rivoluzione che però può aiutare il cittadino nel muoversi e anche nel comunicare con la pubblica amministrazione. Esso infatti dovrà comunicare una volta sola la o le targhe che intende utilizzare e sarà poi onere e compito del circuito condividere queste informazioni con tutti gli operatori e la polizia locale. Oggi il circuito è operativo e funzionante. Hanno già aderito 338 comuni e sono censite più di 112.000 targhe.